Incidente mortale nel pomeriggio a Cortellazzo in via Colombo, lungo la provinciale che collega la frazione con Jesolo Paese. L'auto guidata da un 23enne si è scontrata con un furgone. Entrambi i mezzi sono usciti di strada completamente distrutti. Non c'è stato scampo per il giovane che, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non ce l'ha fatta. L'impatto è stato talmente violento che ha perso la vita sul colpo. L'allarme è scattato verso le 15. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall'auto il 23enne che era rimasto incastrato nell'abitacolo deformato dell'utilitaria. Ma ormai non c'era più nulla da fare. Ferito il conducente dell'altro mezzo che è stato portato all'ospedale. Sul posto è giunta anche la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi. Un altro grave incidente è avvenuto nella notte lungo la statale 14 Triestina poco prima dell'1, a pochi passi dalla discoteca California, al confine tra i comuni di Musile e Meolo. 3 le auto coinvolte, di cui 2 finite nel campo sottostante. 2 persone sono rimaste gravemente ferite nell'impatto, ora ricoverate nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Altre 6 sono state accompagnate negli ospedali di Treviso e San Donà di Piave in condizioni meno gravi. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e svolgere i rilievi. La strada è stata riaperta verso le 5:30 di mattina.